Ho appena firmato l'esposto che è qui, ecco, in mano, che ho qui in mano e che domani mattina sarà depositato in Procura della Repubblica di Padova. Gianbruno Cecchini, il docente di filosofia di Galliera Veneta, ha firmato, fuori dagli obiettivi, l'atto di denuncia e non si ferma nella sua battaglia legale e umana. Una vera bomba, quella che è esplosa dopo le sue accuse a 2 preti di presunti abusi sessuali nei suoi confronti, avvenuti, a suo dire, nei mesi in cui si trovava in seminario. Accuse pesantissime che hanno mandato in fibrillazione la Chiesa e che, se confermate, riguarderebbero 2 sacerdoti, uno oggi in attività a San Martino di Lupari, l'altro a San Donà di Piave. Episodi che risalirebbero, secondo quanto dichiarato sempre da Cecchina, una trentina di anni fa. Lui ora si sta muovendo con l'avvocata Laura Bortolamei. E adesso c'è questa carta, questo documento che attesta ufficialmente quanto lei ha dichiarato. Assolutamente sì, e c'è tutto scritto nei particolari, quello che è successo, le minacce, le lettere ricevute, c'è tutto, allegato all'atto c'è tutto. Accuse che dal loro canto i diretti interessati stanno smentendo fermamente, ma il professore di filosofia non demorde. Io respingo tutte le accuse, soprattutto del parroco di San Martino di Lupari, il quale dice che ho inventato tutto. Assolutamente tutto è vero, anzi verissimo. Perché ha aspettato 30 anni? Perché ho avuto delle minacce di morte e ho avuto sempre paura di affrontare la questione. Lei ha paura oggi? Assolutamente no, sono sereno. Finalmente credo sarà fatta giustizia.